rivolgo già ai saluti e ai ringraziamenti fatti dall'assessore Corazzari, con il quale per fortuna ormai grazie al riconoscimento mauresco ci vediamo spesso, ragioniamo, riflettiamo e credo che davvero il riconoscimento abbia consentito la svolta nella collaborazione tra le due regioni, tra gli enti locali delle due regioni e anche il mondo imprenditoriale. Il riconoscimento è arrivato anche grazie al contributo fondamentale dalla Fondazione Cariparo, che ha avuto la lungimiranza di dare l'input e di sostenerlo. Credo sia davvero il risultato di un grande lavoro di squadra, appunto, di tutti. Sono già state dette, è già stato detto molto di com'è il Delta del Po, dal sottosegretario Degani, dall'assessore Corazzari. Il video parla più di molte parole. Il Delta del Po è un luogo dell'anima, di solito il concetto viene utilizzato più per contesti artistico e culturali, ma credo che il luogo dell'anima possa essere definito anche un luogo straordinario dal punto di vista ambientale, come è il nostro Delta del Po, che viene vissuto dalle comunità, come veniva spiegato bene nel video, come un ambiente da rispettare, come un ambiente da valorizzare, come un ambiente attraverso il quale certamente costruire una crescita economica, ma sempre senza dimenticare che la natura è parte integrante e la gestione del territorio non può essere fatta in spregio ad essa. Io credo che il riconoscimento, il Delta se lo sia meritato proprio perché, come diceva l'assessore Corazzari, da anni le politiche di gestione del territorio su quell'ambiente sono state pienamente all'insegna di uno sviluppo sostenibile sul quale le regioni stanno lavorando perché il Delta del Po, attraverso il riconoscimento UNESCO, rappresenti davvero un'opportunità di internazionalizzazione turistica e di crescita economica. È vero, il riconoscimento è un punto di partenza di grande soddisfazione, diciamocelo, perché credo sia giusto gioire anche delle soddisfazioni. Per noi come Emilia Romagna, ringrazio per la presenza del Presidente Giovannelli, è stato di soddisfazione la cerimonia perché anche l'Appennino, il Parco dell'Appennino tosco-emiliano ha un riconoscimento, ma del resto la giudicaria, quindi siamo davvero in un contesto, quello delle regioni Emilia-Romagna-Veneto, che ha su questo delle grandissime potenzialità. Il riconoscimento è un punto di partenza, che deve certamente servire a rafforzare il lavoro delle due regioni, degli enti locali e anche del mondo imprenditoriale sul piano di azioni che attraverso la governance del MAP andremo a definire. Noi siamo convinti che vada fatta una programmazione, se non a lungo termine, almeno a medio termine, oppure nei prossimi 5 anni, una programmazione di azioni nelle quali convogliare anche risorse europee. Per citare un esempio, è partito il programma Adrion di recente, l'Emilia Romagna ne è l'autorità di gestione, ma siamo fermamente convinti ad utilizzare Adrion come strumento di sviluppo del Delta del Po attraverso l'economia, attraverso i diversi assi legati all'economia blu, ai tecnopoli ambientali, perché la ricerca è un pezzo importante che sull'ambiente può dare un contributo. Queste sono le prime idee sulle quali stiamo ragionando, ovviamente con il ruolo fondamentale dei due parchi. Ha ragione l'assessore Corazzari nel dire che siamo arrivati al riconoscimento anche perché le regioni hanno sempre tenuto ai parchi, li hanno sempre valorizzati e su di essi si sono sempre impegnati. I due parchi hanno svolto su questo un ruolo chiave e vanno ringraziati. Devo dire che dall'iniziativa che si è tenuta a Mesola, alla quale ha partecipato l'assessore Corazzari in rappresentanza della Regione Veneto, a questo momento importante, alla fiera di Utrecht, possiamo dire che la collaborazione nei fatti si è già intensificata. Io credo che la fiera del turismo di Utrecht
sia stato davvero il banco di prova nel quale si sono cimentati Comacchio, Rosolina e anche il mondo degli operatori del turismo, e credo di poter dire, voi avrete modo di sentirli, che hanno avuto una grandissima soddisfazione, perché per la prima volta nella storia fare uno stand unico del Parco del Delta del Po. Provate a pensarci, negli anni passati c'era lo stand del Parco del Delta del Po Veneto e lo stand del Parco del Delta del Po Emiliano Romagnolo. Ognuno, come dire, si organizzava per conto proprio. Se ci si vuole proporre efficacemente sui mercati internazionali del turismo, il motto "l'unione fa la forza" mai può essere stato più efficace. Hanno verificato che mettere insieme le risorse, confrontarle e non disperdere può consentire di avere un risultato più efficace anche sulle politiche turistiche. Chiudo, a maggior ragione noi potremmo avere delle possibilità di internazionalizzazione turistica e di crescita economica se inseriamo il riconoscimento a riserva della biosfera, quindi l'UNESCO NAD, in un progetto integrato con l'UNESCO Heritage. Non dimentichiamoci che siamo nel triangolo d'oro Venezia, Ferrara, Ravenna, e io credo che mettere insieme le politiche ambientali di valorizzazione del MAB insieme alle politiche culturali dell'Heritage possa rappresentare davvero una grandissima opportunità. Chiudo portandovi ovviamente il saluto del Presidente Bonaccini, dell'assessore Gardolo e di tutta la Regione Emilia-Romagna, che non ha potuto essere qui per altri impegni, ma che teneva molto all'evento, e